Seconda giornata del girone di ritorno al comunale di Fondaghelli Fantina. La CR Messina rende visita sotto età di un anno agli under 15 regionali della Vivi Don Bosco. Una flessione nei recenti risultati per la compagine biancoscudata, reduci da 3 sconfitte consecutive, ultima di queste tra le mura amiche contro la GSL. Vivi Don Bosco che si attesta quale principale antagonista del Torregrotta, distante 6 punti con ben 12 partite ancora da giocare, un'eternità, tutto ancora in gioco e aperto ad ogni risultato. Passiamo all'11 iniziale scelto dal tecnico biancoscudato mister Alessandro Liotta, che può contare sul rientro di Bonarrigo ancora ai box, il centrocampista Romeo, spazio a Siracusa tra i pali, Ferrara, Bucca, Melvi, Bonarrigo, Ingalis, Morvillo, Vita, Trimarchi, Manganaro e Leotta. Passiamo al racconto del match diretto dal signor Milazzo di Barcellona di Pozzo di Gotto, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Boncordo. Primo sussulto di marca ospite dalla rimessa al laterale di Ferrara, Morvillo si libera al tiro, Mancino neutralizzato in due tempi da Bucca. Risposta dei locali dopo 10 minuti con una buona trama avanti dietro che libera Isgro al tiro diagonale, che trova la pronta risposta da parte di Siracusa. Primo tempo che va in archivio sull'ultimo tentativo da piazzato ancora ad opera di Isgro, destro interessante da distanza proibitiva ma largo di 1 metro circa alla destra della porta, difesa all'estremo difensore giallorosso, duplice fischio del signor Milazzo che manda le squadre negli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Ritmi sin qui piuttosto blandi sul terreno da gioco irregolare del manto erboso del comunale di Fondaghelli Fantina. Quando passiamo con le nostre immagini al film della ripresa, inizia con un cambio il secondo tempo per i giallorossi al minuto 39 dentro Cerri, il luogo di Leotta. 3 minuti più tardi barcellonesi che ci provano ancora da piazzato, sfruttando il terreno di gioco molto scivoloso. Siracusa si distende alla sua destra sul tentativo di recupero. Altro cambio per il Messina al minuto 55, tocca a Vita lasciare campo a Golino. 4 minuti più tardi ancora costretto agli straordinari Siracusa sul tentativo da posizione defilata dei locali. Vivi Don Bosco che sugli sviluppi del corner che ne segue, assist quasi involontario di Sgro per il proprio capitano Cacciaui in precarie condizioni di equilibrio, calcia largo il numero 7. Al 52esimo dentro anche Rinaldi per Manganaro tra le fila giallorosse. 3 minuti più tardi si affaccia in avanti il Messina sugli sviluppi di un corner da destra, sbuca sul secondo palo Bucca che da pochi passi non trova il giusto impatto con la sfera. All'ora di gioco travolgente, incursione palla al piede di recupero che scarta 2 avversari prima di centrare l'incrocio dei pali con il destro sul prosieguo dell'azione, destro largo di 1 metro di Cacciaui. Vivi Don Bosco ad un passo dal gol del vantaggio, giallorossi che dall'altro lato troverebbero anche la rete dello 0-1 con Trimarchi dopo una bella trama tutta in verticale ma a gioco fermo per dubbia posizione di offside ravvisata dal signor Milazzo sull'ultimo tocco di Ferrara. Difficile al nostro fermo immagine far luce in maniera inequivocabile sull'episodio. Messina molto più vivo in questo finale, ancora con Trimarchi servito da Manganaro, destro che però trova solo l'esterno della rete. Gol sbagliato, gol subito e la dura legge del calcio. Badolato duetta con Cacciaui, inserimento con i tempi giusti dalle retrovie e palla in buca. Vantaggio Vivi Don Bosco a 3 dal termine, ha segnato il numero 7 e capitano della compagine barcellonese. Nel finale scampoli di gara anche per Bucca, il luogo di Ingalis. Messina sbilanciato nel finale, la ricerca del pari, ne potrebbe approfittare il Vivi Don Bosco in ripartenza ma perde Chizzi su assist involontario di un difensore giallorosso, calcia clamorosamente al lato nei minuti di recupero. Finale all'arma bianca del Messina che ci prova con Ferraria, aggancia un pallone vagante in aria, calcia con il destro senza inquadrare lo specchio della porta, segue solo il triplice fischio del signor Milazzo. Vivi Don Bosco che si impone sul Messina per 1-0, decide la marcatura di Cacciaui. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.